storia del movimento di liberazione, che assieme a Lanne di Udine prosegue nella carrellata delle figure dell'Italia civile. Abbiamo cominciato già da circa un anno e mezzo e il riferimento all'Italia civile è legata alla intuizione di Bobbio, che ha dedicato alle figure del suo tempo, sia di maestri suoi sia di compagni di lotta suoi, una serie di gallerie di personaggi. Noi abbiamo inteso ampliare, abbiamo già fatto alcuni dei personaggi indicati da Bobbio. Oggi continuiamo, nel senso che Pertini si colloca non tra i maestri ma tra i compagni di Bobbio, tant'è che poi Pertini nominò Bobbio senatore a vita, e anche per fatti generazionali sono più giovane Bobbio, ma insomma non di tantissimo tempo, ma estenderemo questa carrellata, questa ricerca dell'Italia civile attraverso non solo i personaggi, ma anche attraverso l'Italia civile raccontata per esempio dai quotidiani di partito, perché i quotidiani di partito avevano certamente una dichiarazione di parte nella loro stessa intitolazione, ma hanno svolto una grande funzione anche di informazione e didattica, tale per cui perlomeno i grandi partiti di massa, ma non solo, quelli avevano l'ambizione di poter essere uno strumento di informazione completo, e quindi sia dal punto di vista dell'informazione sia dalla natura didattica di questi quotidiani la storia dell'Italia civile è proseguita, per cui ci sarà, così indico alcune date future, con cui se riterrete potrete prendere nota. Il 26 settembre ci sarà il giornalista e presidente dell'ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Cristiano Degano, che parlerà del Popolo, del quotidiano della Democrazia Cristiana. L'8 ottobre verrà Ugo Impini a parlare del quotidiano L'Avanti, di cui è stato direttore, su cui anche ha pubblicato un libro. Poi verrà la persona ancora deve essere ancora individuata, naturalmente un esponente del Partito Comunista per l'Unità, e quindi da queste tre quotidiani più dei partiti di massa italiani verrà vista anche questa parte dell'Italia civile. Un ulteriore spazio di indagine verrà dato nei confronti delle figure che non sono state figure impegnate politicamente come quelle che stiamo rappresentando, culturalmente e politicamente come quelle che stiamo rappresentando, che sono indicate da Bobbio, ma anche persone che avrebbero meritato di poter essere nominate senatori a vita, cioè quindi attraverso l'indicazione della Costituzione su figure che abbiano particolarmente svolto attività particolarmente encomiabili tale da poter avere questo titolo. E il primo personaggio, ma poi naturalmente questo è un cantiere aperto, per cui anche da parte vostra potranno intervenire suggerimenti per il futuro, perché non stiamo più dentro. Il primo personaggio sarà un giurista ed è il professor Vezio Crisafulli, che è stato un grande costituzionalista, che è stato componente della Corte Costituzionale e che verrà ricordato attraverso un suo allievo, uno dei più vicini a lui, che è il professor Sergio Bartola, assieme al professor Roberto Pin, che presenteranno anche il libro che hanno scritto, che hanno curato, ed è uscito nel 2018, proprio su alcuni scritti che da Puglia. Anche se poi era giurista, non tiene la capacità di essere giurista, ma gli scritti che hanno per oggetto questo libro si definiscono scritti militanti e sono proprio nella prima fase, dal 45 al 55, quindi nella fase nella quale anche Crisafulli ha svolto un'attività sempre da giurista, sempre con forte indipendenza di giudizio, ma anche come attività di militante. Altri
personaggi, altre figure verranno indicate nelle note, ma ribadisco, se avete delle segnalazioni da fare su personaggi che ritenete possano essere ricordati, siamo grati se lo farete. Oggi ci riferiamo a una grande figura che è Sandro Pertini, una grande figura che viene resa da una grande insegnante che conosce molto bene e l'ha studiato profondamente, la professoressa Fiammetta Bonsignore, insegnante di storia e filosofia presso il liceo scientifico Marinelli. La illustrerà, verrà anche assistita dalle immagini che vedrete, e dopo potremo conversare, parlare e eventualmente aprire un dibattito o esprimere l'opinione. Detto questo, io direi di passare subito la palla alla professoressa Bonsignore. Intanto ringrazio l'Istituto Giuliano per la storia del Movimento di Liberazione, il dottor Ortis, la dottoressa Monica Emanuelli, Marco Canestra, la fondazione per lui che ci ha ospitato e tutti noi che siete qui. Comincio con un passo tratto da un libro che uno scrittore portoghese, uno scrittore, poeta, filosofo, con un passo tratto dal libro dell'inquietudine di uno scrittore, poeta, filosofo portoghese che si chiama Fernando Pessoa. Mantenere nell'ombra quella nobile fierezza dell'individualità che consiste nel non insistere per nulla con la vita, essere nel volteggiare dei mondi dell'universo come il pulviscolo floreale che un vento sconosciuto solleva nella brezza della sera e il torpore dell'inturire lascia posare in un luogo a caso, indistinto tra cose maggiori. Essere questo con una conoscenza sicura, né allegra né triste, grato al sole per il suo brillio e alle stelle per la loro lontananza. Non essere di più, non avere di più, non volere di più. Mi sembra che questo passo possa ben introdurre la figura di Sandro Pertini, che è un uomo che ha fatto della fierezza e della libertà il portato etico della sua esistenza, di un uomo che ha sempre lottato per la libertà e ha provato sulla sua pelle quello che vuol dire esserne privati. Un uomo che ha sempre portato avanti, lottando i valori della democrazia, nel rispetto della Costituzione, dei suoi nodi fondanti e soprattutto nel rispetto di ogni cittadino italiano e cittadino del mondo, in una visione internazionalista e sempre cosmopolita. Che cos'è la fierezza? La fierezza è la virtù del non piegarsi, dell'andare avanti con decisione, a testa alta, senza paura, con mente fiera e cuore indomito, appunto senza temere, anche se qualche volta ci sono degli ostacoli. Lui stesso amava dire: chi cammina ogni tanto inciampa e anche cade, ma l'importante è che si rialzi e continui il suo cammino. Sandro Pertini ha mostrato infatti in tutta la sua vita una forza e una fierezza incomparabili, e per questo diciamo è un ritratto da tenere sempre presente oggi più che mai. Norberto Bobbio, come diceva prima il dottor Ortis, in questo suo saggio La mia Italia, in cui ha raffigurato attraverso una carrellata vari ritratti dell'Italia democratica e civile, quando parlava di Pertini diceva: ecco, se dovessi indicare con una parola il carattere di Sandro Pertini, la dovrei cercare nel vecchio catalogo delle nobili virtù, e questa parola appunto sarebbe fierezza. La sua è una vita, è una storia edificante, come dice il filosofo Kierkegaard. Scusate, io per una sorta di impetus naturale, direi incorcibile, farò anche qualche riferimento filosofico. Che cos'è una vita? È una storia edificante, vuol dire portata avanti con determinazione, in cui gli ideali si trasformano in progetti e i progetti appunto si realizzano. E mi è venuto anche da paragonare la sua vita e la sua figura a un fiore. Sapete che il linguaggio dei fiori è assolutamente bello, no? E l'Amaryllis è un fiore che non è appariscente, però nello stesso tempo è maestoso ed elegante, ed è il simbolo della fierezza. La fierezza di fronte a tutte le intemperie, a tutte le difficoltà che si attraversano nella vita. Egli amava affermare, quando qualcuno gli chiedeva quali fossero le sue attese, le sue speranze
e anche le sue preoccupazioni durante il settennato presidenziale, come poi vedremo più specificamente, dal 1978 al 1985, che il suo era un pessimismo della ragione e un ottimismo della volontà, prendendo prestito la famosa affermazione dell'intellettuale francese Romain Rolland, fatta propria anche da Antonio Gramsci. È difficile essere ottimisti quando non ci sono le condizioni che lo permettono, è difficile avere fiducia quando ci sono tante trame intricate che rendono dubbiosa la fiducia stessa. Ma appunto l'ottimismo della ragione e il pessimismo della volontà implica una determinazione nel credere, nel portare avanti quello in cui si crede. Anche qui mi permetto una citazione filosofica: il will to believe è la volontà di credere, di William James, il pragmatista. La volontà di credere porta avanti con determinazione e riesce a realizzare. Lui credeva nella pace, credeva nel dialogo, credeva nella comunicazione, credeva nei giovani, e quindi il suo, potremmo dire, è un pensiero desiderante, un wishful thinking, cioè un pensiero che nel momento stesso in cui si propone e nell'attraversamento stesso di questo desiderio al contempo si realizza. Ora, il suo messaggio quindi è più che mai attuale, in un momento in cui ci sono dei pericolosi morbosi. Questa espressione l'ho presa da un saggio di recente pubblicazione di uno storico allievo di Eric Hobsbawm, lo storico Donald Sassoon, che appunto a giugno ha pubblicato questo saggio dal titolo Sintomi morbosi. Sintomi morbosi perché indicano il pericolo di riaffiorare di un pericolo che vorrebbe la libertà in un certo qual modo nasconderla, subirla e in certi casi anche reprenderla. Nell'intervista che Pertini aveva rilasciato a Diana Fallaci nel 1973, egli aveva affermato che la politica non può essere disgiunta dalla morale, perché la politica è morale, e anzi aveva ancora detto che non ci sono due morali, una privata e una pubblica. La morale è una sola e appunto bisogna difenderla e custodirla. Ora, non nego che per me è stato particolarmente difficile riuscire a individuare un punto di partenza, un focus tematico, perché la vita di Pertini è una vita variegatissima, è una vita che può essere definita in vario modo, anzi molte vite. Pertini è un antifascista, Pertini è un partigiano, un combattente, un presidente della Camera, un presidente della Repubblica, il cittadino più amato dagli italiani, l'uomo con la pipa, il presidente galantuomo, il presidente scomodo, quindi tante vite, tanti aggettivi, ognuna di queste intrecciata alle altre in vari momenti storici, ma sicuramente interagenti fra loro. Per esempio, il giornale Il Paese e l'Economist, durante la sua presidenza, l'avevano definito l'uomo politico occidentale più popolare tra i capi di Stato e di governo. È uno studioso di sociologia e di psicologia, Howard Gardner, nel suo saggio An Anatomy of Leadership, definisce proprio la figura del leader che per Pertini si confà perfettamente. Che cos'è un leader? Un leader non è soltanto un capo carismatico che trascina le folle e che potrebbe anche trascinare le folle senza che queste se ne rendano conto. Un leader vero è colui che trasmette, che comunica, e che siccome crede in quello che comunica, naturalmente ha più seguito, perché questo seguito è assolutamente rivolto alla sua comunicazione. Un esempio vivente di quanto si può arrivare a soffrire per il fatto di essere al servizio di un'idea. Anche questa è una definizione del giornale del periodo ed imparziale. E allora ho scelto, non ho voluto declinare l'intervento in chiave specificamente politica, perché ritengo che all'interno di questa rassegna di ritratti dell'Italia civile e morale è questo il ritratto, insomma, questa è l'attenzione che bisogna dedicare a Pertini, anche se in Pertini la politica, il senso civico e il senso di cittadinanza in realtà sono tutt'uno. Norberto Bobbio aveva detto anche: lui vive la politica come una vera e propria vocazione, e quindi la vocazione, insomma, di weberiana memoria, si trasforma ovviamente in lavoro, si trasforma in attività. E quindi cercherò, scusandomi per la limitatezza e l'incompletezza di questo mio intervento, di tracciare un itinerario che va dal Pertini giovane antifascista al Pertini combattente partigiano al Pertini presidente della Repubblica. E lo farò cercando di utilizzare fonti, documenti e anche canzoni, film, perché Pertini è rimasto nell'immaginario collettivo. La storia è fatta
da fonti, da documenti, è fatta da immagini, ma è fatta anche dall'immaginario collettivo, cioè da quello che le persone naturalmente mantengono e poi conservano nel loro cuore. Allora, da Stella Annizza, dalla militanza antifascista all'esperienza resistenziale. Pertini nasce a Stella il 25 settembre del 1896 da Alberto e da Maria Muzio. Lui non mancherà mai di sottolineare il profondissimo legame con la madre, anche se questo legame per qualche tempo avrà poi dei momenti di rottura. Il padre, questa è la casa natale di Sandro Pertini, questa è la famiglia, Alberto, Maria con i bambini, la mamma Maria Muzio, il papà Alberto Pertini, il piccolo Sandro. Aveva dei fratelli, Luigi, Pippo, Eugenio, Mario e Sandro. E siamo in un momento molto importante, ecco, nasce nel 1896 e quindi è il momento in cui siete, il momento del passaggio dell'Ottocento all'inizio del Novecento, un momento in cui si affermano le prime proteste sociali, gli scioperi, nel Novecento si aprirà con l'uccisione di Umberto I, ci sarà l'età giudiziaria, le serviti, la riforma elettorale, ci si avvia ovviamente verso la prima guerra mondiale. Pertini studia prima nel collegio dei Salesiani a Varazze con il fratello Eugenio e poi si trasferisce nel liceo a Savona e qui conosce il suo professore di filosofia che si chiama Delchi Baratono, che lo introduce all'idea socialista. E la famiglia Pertini era una famiglia, avevano delle terre, no? Erano possidenti. E una volta Pertini disse a sua madre, sull'idea naturalmente socialista bologniana che la proprietà è un culto, e chissà quanto avevano rubato i loro antenati, no? Per avere questi terreni e chissà quanto loro avrebbero dovuto poi pagare, no? Per punizione, no? Di questo furto. Ama la poesia, Leopardi, Verlaine, Montale, è malinconico, è triste, a volte irruento, ha una veemenza, diciamo così, strutturale. Nel 1917 viene richiamato per combattere durante la prima guerra mondiale, proprio sul fronte dell'Isonzo e sulla Bensizia. E qui si crea, diciamo, un aspetto molto importante a mio avviso, che non è una contraddizione, perché Pertini era socialista e come tutti i socialisti era pacifista, odiava la guerra. Però quando gli viene detto di partire per combattere al fronte, lui parte. Parte perché un conto è l'idea della pace, un conto è difendere la patria. Questo mi ha fatto pensare a un passo di Kant tratto dalla risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo, in cui Kant dice si può essere critici verso un'idea, però quando c'è un qualcosa che supera questa idea, l'imperativo categorico etico è quello di rispettarla. Quindi Pertini mantiene il suo atteggiamento pacifista, ma va a combattere per la patria. E tra l'altro combatte anche con valore, tant'è che gli viene conferita una medaglia al valore militare che però gli sarà data addirittura dopo il settennato, alla fine del mandato presidenziale. Lui è un ammiratore di Turati, lo chiamerà il suo maestro, sarà una figura per lui sempre di riferimento. Certo, gli anni tra il 19 e il 24 sono gli anni dell'avanzata inesorabile del fascismo, gli anni in cui il fascismo del movimento si trasformerà in regime. E il suo sdegno culminerà nel 1924 con l'assassinio di Giacomo Matteotti. Tant'è vero che lui volle assolutamente che nella tessera del suo partito fosse scritta proprio questa data, la data della morte di Giacomo Matteotti. E quindi senza alcun problema, con quella fierezza e con quella determinazione, la tenacia di cui dicevo prima, affigge per le strade di Savona un manifesto dal titolo Sotto il bando del dominio fascista. Per questo viene arrestato, condannato a 8 mesi di reclusione, pena che poi non viene comminata perché ci sarà un'amnistia. Però intanto gli squadristi non si perdono d'animo, no? E quindi cominciano a metterli a soqquadro lo studio legale, lo malmenano anche, gli rompono il braccio, tant'è che viene ricoverato in ospedale e qui deciderà di trasferirsi a Milano. Intanto nel 1924 lui si era anche laureato, con una prima in giurisprudenza e poi a Firenze con una tesi scienze sociali sulla cooperazione. La cooperazione è un argomento molto importante in questi
piani, perché la cooperazione indica il bisogno di una collaborazione, condivisione all'interno di un movimento sociale, quindi i primi sindacati, i primi scioperi, il movimento operaio, e la cooperazione è fondamentale come concetto perché attraverso questa il movimento possa consolidarsi. Però in questa tesi a me è piaciuto notare anche l'attenzione che Pertini dà alla storia, perché Pertini, e questo lo ribadirà sempre, dà un valore molto alto alla storia e alla memoria. Quando lui parlerà con i giovani dirà: i vecchi vi consegneranno la memoria e voi porterete avanti la speranza. I vecchi hanno tanto passato e ve lo comunicheranno, i giovani hanno tanto futuro appunto da costruire. Quindi è un argomento di scienze sociali, ma sicuramente è mostra già, diciamo, il suo rigore intellettuale, le sue fermezze, il suo internazionalismo, il suo cosmopolitismo, si riteneva cittadino del mondo. Quando va a Milano con Turati viene organizzata appunto l'esilio, la partenza verso la Francia, l'esilio che non è assolutamente da leggere come una fuga, ma anzi proprio come una possibilità per poter continuare dall'estero la lotta contro il fascismo che sta dilagando. E scrive nel suo testo 6 condanne, 2 evasioni, scrive Pertini: Turati, considerato per la sua statura politica e morale il vero rappresentante dell'antifascismo, doveva assolutamente evadere dal grande carcere che stava divenendo l'Italia dopo le leggi eccezionali, per andare all'estero e levare dinanzi al mondo intero la protesta degli spiriti liberi contro la dittatura fascista. Il grande carcere è l'Italia e quindi è necessaria un'evasione e una continuazione dell'antifascismo all'estero. Il viaggio è un viaggio un po' rocambolesco, prendono una barchetta da Savona, arrivano in Corsica, sono le 10 di sera, si sale sul motoscafo, si parte, il cielo è tutto stellato, io guardo la mia città dove sono cresciuto e dove ho iniziato la mia lotta di uomo libero, penso a mia madre. È veramente interessante leggere queste pagine perché sentiamo la voce di Pertini, il suo cuore, sentiamo proprio la forza, no, che lui aveva impresso. In Francia fa tutti i mestieri possibili, fa il muratore, fa il lavender taxi, fa l'imbianchino, fa la comparsa cinematografica per la Paramount, naturalmente condivide il suo rapporto con gli amici. Ecco, questa è un'immagine che ritrae Povero Rosselli, Turati, Pertini e Parri in esilio in Francia. Costruisce una radio clandestina per mantenere i contatti con l'Italia, viene naturalmente scoperto, viene arrestato, ma insomma riesce poi a fuggire e quando deve difendersi dall'accusa di aver violato la legge dice: in realtà la violazione della legge in questo caso non è una violazione, perché è un qualcosa che è stato fatto per mantenere la libertà. Quindi scappa e nel 1929 arriva, questa è la fidanzata Matilde Ferrari, detta Mati, poi ne parlerò un po' più approfonditamente, una donna che lo segue per un certo numero di anni e che però poi Pertini, attraverso delle lettere scritte personalmente a lei, ma soprattutto attraverso il tramite della sorella Marion, decide di lasciare perché non vuole costringerla, insomma, ad aspettare tanto. Questa donna poi in realtà non si sposerà mai. Questa è la copertina del libro. Ecco, nel 1929 fugge dalla Francia e arriva a Pisa con una falsa carta d'identità sotto il nome di Luigi Roncaglia. Viene però visto da qualcuno che lo conosce e che lo denuncia. Quindi viene arrestato, in un primo momento lui nega di essere Sandro Pertini, quando però poi il capo della polizia gli dice: bene, allora adesso chiamiamo tua madre e facciamo il confronto. Allora lui, come per dire nell'intervista rilasciata ai suoi viaggi, disse: no, non mi sento di dare un dolore a mia madre che deve arrivare qui e non riconoscermi, quindi va bene, sì, sono Sandro Pertini, fate quello che dovete fare. E quello che dovevano fare fu la condanna a 10 anni di reclusione, 10 anni e 8 mesi, naturalmente il pagamento di tutte le spese processuali, l'interdizione dagli uffici pubblici, e quindi comincia l'itinerario di detenzione che andrà dal 1929 al 1943. È nota in questa circostanza
quando viene pronunciata la sentenza, Pertini si alza ed è noto appunto, ed è nota la sua affermazione: viva il socialismo, abbassa il fascismo. Il primo luogo di detenzione è il carcere di Santo Stefano. E qui dal carcere di Santo Stefano lui scrive nelle mura di questo carcere, nella cella numero 36, che era stata la cella di Luigi Settembrini, un padre del Risorgimento. Pertini non si stancherà mai nel corso della sua vita di mettere in rilievo questa interazione, questa corrispondenza, questo legame che c'è tra il Risorgimento e la Resistenza. Anzi, lui chiamerà la Resistenza secondo il Risorgimento, e questa è un'affermazione che da poco anche è stata riproposta dal nostro Presidente. Il secondo Risorgimento perché era una lotta per la libertà. A differenza del Risorgimento, in cui la partecipazione popolare non era stata mai del tutto completa, la Resistenza è stato un Risorgimento pieno, perché il popolo ha partecipato totalmente e completamente con tutto questo animo. Quindi si trova tra queste mura, cella numero 36, trovo chiaramente giovane, e quindi scrive: la sveglia suona, è l'alba, dal mare giunge un canto d'amore, da lontano il suono delle campane di Ventotene. Guardo il cielo azzurro come non mai, senza una nuvola, ed improvviso un soffio di vento mi investe, denso di profumo dei fiori sbucciati durante la notte. È l'inizio della primavera. Quei suoni, il profumo del vento e il cielo terso mi danno un senso di vertigine. Ricado sul mio giaciglio, acuto, doloroso, mi batte nelle vene il rimpianto della mia giovinezza, che giorno per giorno tra queste mura si spegne. La volontà lotta contro il doloroso smarrimento. E un attimo, mi rialzo, mi getto l'acqua gelida in viso, lo smarrimento è vinto, la solita vita riprende, rifare il letto, pulire la cella, fare ginnastica, leggere, studiare. Quindi vediamo proprio questo cuore indomito, no? Questa resistenza, e non sarà la prima occasione, vedremo più avanti quando si troverà in carcere Regina Coeli. Saragat, che era il suo compagno di cella, ricorderà che ogni sera lui metteva i pantaloni sotto il materasso affinché questi pantaloni fossero stirati e lui un domani potesse essere perfetto di fronte a questa situazione di vita che non era appunto vita. Verrà trasferito nel carcere, ecco, scrive anche alla sorella: mia cara Marion, con quest'idea proprio della disperazione ma anche della forza propulsiva verso un futuro. Domani, disperati come noi non pensano al domani, vivono la giornata e credono sempre. Al domani guardiamo con la nostra fede, non con noi. Essa, lo sentiamo, trionferà. E sarà tutta luce. In questo trionfo di luce voi tutti, che vivrete certamente, potrete vedere gli splendori che irradieranno dal sacrificio nostro, consumato nel silenzio. Viva la nostra fede e moriamo per voi. Silenzio, sacrificio, abnegazione, per far trionfare la luce che è democrazia, che è libertà, che è vita e finalmente vita. Dal carcere di Santo Stefano viene trasferito al carcere di Turno. E qui ci sarà l'incontro con Antonio Gramsci. Un incontro importantissimo, un'amicizia. Pertini era socialista, Gramsci era comunista. Fra i socialisti e i comunisti in quel tempo non c'era, diciamo così, proprio buon sangue, e quando Pertini lo incontra per la prima volta ed è insomma un po' perplesso, gli dice: ma io sono socialista, e Gramsci gli risponde: tu sei socialista, io sono comunista, ma noi siamo accomunati profondamente dalle cose, dall'antifascismo e dall'opporci a tutto quello che stiamo subendo. Conobbi Gramsci nel carcere di Turi, dove dopo qualche giorno dal mio arrivo stringemmo subito amicizia. Gramsci dimostrò sempre verso di me un'amicizia leale e sincera, per apprezzarne tutto il valore ed essere messa in evidenza subito una cosa. In quei tempi all'estero socialisti e comunisti si sbranavano. Esisteva tra loro una polemica aspra. Io ho sempre disapprovato questa rottura, perché sono sempre stato per l'unità del movimento operaio. Quindi l'amicizia concessami da Gramsci assume per me un significato, oltre che sentimentale, umano, anche politico. Tra l'altro Pertini sempre ritornerà e ribadirà quest'idea unitaria del socialismo, un'idea che non doveva in realtà conoscere divisioni. Molto tempo dopo, durante la Presidenza della Repubblica, quando i socialisti
attuato delle profonde divisioni all'interno del partito, lui ebbe a dire: se i tre socialisti si trovano in un'isola deserta, in un primo momento mettono un fazzoletto bianco per cercare di vedere se qualche nave li vede, poi dividono il fazzoletto in tre e ognuno forma la sua corrente politica. Arturi si ammala di tubercolosi e quindi viene trasferito al carcere sanatorio di Canosa. E qui c'è il momento, diciamo, molto importante, molto noto anche. Però, scusate sempre le citazioni filosofiche, ecco, quando qualcosa è noto ed è edificante e consolida naturalmente quello di cui si sta parlando, la ripetizione non è noiosa, così diceva Pietro qualche esempio. La ripetizione è noiosa quando ci dice niente, quando ci dice qualcosa che non è importante, ma quando la ripetizione è un consolidare, è un convalidare, è un rendersi ancora di più conto, allora viva la ripetizione. Quindi ci sono dei fatti noti, dei fatti meno noti, ma sicuramente la conoscenza in questo caso è sempre di più, è sempre un qualcosa in più. In questo periodo della detenzione appunto a Pianosa, poiché hanno dato, la madre un po' per sua volontà, un po' perché sollecitata da alcuni amici, fa la richiesta di grazia. E questo sarà un grande dolore per Sandro, che contemporaneamente scriverà a Sua Eccellenza il Presidente del Tribunale Speciale rifiutando la grazia. La comunicazione che mia madre ha presentato domanda di grazia in mio favore mi umilia profondamente. Non mi associo quindi a simile domanda perché sento che mancherei la mia fede politica che più di ogni cosa della mia stessa vita mi preme. Il recluso politico Sandro Pertini. E lo stesso giorno, 23 febbraio 1933, scrive alla madre la famosa lettera: mamma, con quale animo hai potuto fare questo? Non ho più pace da quando mi hanno comunicato che tu hai presentato domanda di grazia per me. Se tu potessi immaginare tutto il male che mi hai fatto, ti pentiresti amaramente di aver scritto una simile domanda. Devo frenare lo sdegno del mio animo perché sei mia madre, e questo non devo mai dimenticarlo. Dimmi, mamma, perché hai voluto offendere la mia fede? Lo sai bene che è tutto per me questa mia fede, che ho sempre amato tanto. Ho offerto ad essa tutto me stesso e per essa, con animo lieto, ho accettato la condanna e serenamente ho sempre sopportato la prigionia. E l'unica cosa di cui veramente grande e puro che porti in me è tu, proprio tu, hai voluto offenderla così? Perché, mamma, perché? Qui nella mia cella di nascosto ho pianto lacrime di amarezza e vergogna. Quale smarrimento ti ha sorpresa perché tu abbia potuto compiere un simile atto di debolezza? La lettera continua naturalmente con queste parole di cui poi Pertini certamente nella vecchiaia un po' si pentì, no? Sempre in una di queste interviste rilasciate a giornali o a giornalisti, per esempio a Oriana Fallaci ancora, anche a Nantes Salvalaggio aveva detto, sì, insomma, ho detto delle parole terribili a mia madre, però era quello che io sentivo, perché la mia fede politica non poteva essere assolutamente turbata da qualsiasi desiderio di libertà. Ma questo lo farà anche in altre occasioni, poi lo vedremo. Cioè, ripeto, la mente fiera e il cuore indomito, questo filo conduttore, questo filo rosso. Per esempio, anticipo un po', ma ecco, nel 1978, quando ci sarà il rapimento e l'assassinio Moro, lui ancora non è Presidente della Repubblica, a maggio scriverà un documento in cui dirà: se dovessero sequestrarli e dovesse ricevere delle lettere, parenti o uomini politici, in cui viene chiesto la liberazione, quelle parole mi sono state sicuramente stolte. Quindi non prestate attenzione, non prestate assolutamente fede a questo, perché la linea di Pertini era stata anche in quel caso una linea della fermezza e non una linea della trattativa con il terrorismo. Lo vedremo meglio. Quindi rifiuta la grazia, viene mandato successivamente al confino a Ventotene, e a Ventotene con altri amici di partito e non, con amici comunque di antifascismo, il 25 luglio del 1943 arriverà la notizia che appunto Mussolini è caduto, che il fascismo è crollato. E tutti questi
antifascisti che avevano subito il carcere per anni, che avevano aspettato questo momento, dice Pertini, alla notizia non è che proprio esultano così come insomma avevano per tutto questo tempo aspettato. La mattina del 26 luglio, erano le 8, udimmo scandire il segnale orario, un breve silenzio e poi la lettura di un comunicato. Sua Maestà il Re Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro, segretario di Stato, il cavaliere Benito Mussolini. Applaudimmo e ritornammo nei cameroni. Strano quello che accadeva in noi. 20 anni di esilio, di carcere, confino, 20 anni che attendevamo la caduta del fascismo e adesso l'accoglievamo senza alcuna esultanza. Cosa vuol dire? Per me è eccezionale. Cioè, l'esultanza c'è internamente, ma adesso comincia il periodo più difficile, cioè comincia il periodo in cui bisogna veramente lottare, comincia il periodo della lotta al nazifascismo, il periodo della resistenza, il periodo in cui Pertini appunto può essere definito combattente per la libertà partigiana. Vengono liberati da Ventotene e si reca subito a Roma, organizza la liberazione in Porta San Paolo, organizza le barricate, però in ottobre viene arrestato nuovamente, 1943, e insieme a Saragat è portato a Regina Coeli. L'esperienza di Regina Coeli è un'esperienza ancora una volta traumatica, ancora una volta terribile. Qui tra l'altro lui incontrerà per esempio Leone Ginzburg, lo vedrà distrutto, malmenato, sanguinante, e ricorda appunto anche qui in Sei condanne e 2 evasioni. Ginzburg quando lo vede gli dice: ricordati tu e tutti gli altri che i tedeschi non sono tutti così, ci sono questi tedeschi che sono violenti, però ci sono anche i tedeschi che non lo sono. Poi incontrerà nel carcere anche Don Morosini. Scrive alla sorella: sono sereno, non sono né ottimista né pessimista, ma pronto ad affrontare quello che sarà la cella carceraria da anni ormai la mia vera casa. Tra l'altro vengono arrestati e condannati a morte senza processo. L'esecuzione sarebbe potuta accadere in qualsiasi momento. Allora i compagni di partito organizzano un'evasione che è stato rocambolesco, insomma è veramente anche interessante leggere le pagine, no, di questa organizzazione a cui tutti danno una mano, anche il medico del carcere, la moglie, sono messi a conoscenza di questo però soltanto Pertini e Saragat, anche se ci sono altri 5 socialisti. E allora quando viene organizzata l'evasione gli viene detto: però uscite solo voi, e Pertini si rifiuta. Pertini dice: no, o usciamo tutti o non esce nessuno. E c'è anche un aneddoto, insomma, diciamo simpatico, nel senso che uno di questi socialisti prigionieri, quando era stato arrestato, aveva consegnato i suoi beni personali, tra cui un paio di gemelli, no? Di fermapolsi. E quindi quando sa che stanno per uscire, perché arriva il mandato della scarcerazione, questo operaio dice: io voglio i miei gemelli, adesso lo dico alla guardia. E Pertini dice: no, stai zitto, non devi dire niente, domani torni. Dice: no, ma io sto uscendo, li voglio adesso, non voglio mica tornare domani. E Pertini dice: stai zitto, ti do un calcio e andiamo via, perché naturalmente i tempi erano ristretti, quindi insomma si poteva poi scoprire e quindi non si sarebbe fatto nulla di tutto questo. Torna a Milano, poi a Firenze, poi nuovamente a Milano, a Torino, conosce Carla Voltolina. Lei ha 23 anni e Pertini ne ha 46. Diventerà la sua compagna di vita, sua moglie, e sarà sempre al suo fianco. Questo periodo ovviamente dal 44 al 45 è un periodo intenso, un periodo di insurrezioni, un periodo di lotta, il periodo in cui ormai c'è la resa dei conti, è il periodo della liberazione, diventa capo del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, la parola chiave è insorgere, lui stesso poi il 25 aprile, tra il 24 e il 25 aprile del 45 farà questo proclama: cittadini lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case e delle nostre officine. Come a Genova e a Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire. Incontrerà Mussolini casualmente, perché Mussolini si era recato presso il carcere
l'arcivescovado per cercare di trattare. E quando Pertini viene informato di questo si reca subito all'arcivescovado e quindi avviene questo strano incontro. Mussolini sta scendendo, lui sta salendo le scale e Pertini dice: mentre salgo lui scende. Era disfatto, cupo in volto, irritato, preoccupato. Era un uomo finito, ma non poteva farmi pena perché aveva fatto troppo male all'Italia. 25 aprile, nel giorno della liberazione, inneggia alla vittoria della democrazia sulla dittatura e non sa, lo saprà solamente qualche tempo dopo, che nello stesso momento, nello stesso giorno, suo fratello Eugenio veniva giustiziato nel campo di concentramento di Flossenbürg. La guerra è finita, bisogna ripartire. Adesso è arrivato il momento della costruzione. Il momento della costruzione, primo atto, Assemblea Costituente. Farà parte dell'Assemblea Costituente e sarà molto determinato nel dire: dobbiamo far sì che ci sia un documento in cui questi valori di democrazia, di libertà, di giustizia sociale vengano assolutamente rispettati. Dobbiamo far sì che appunto la resistenza al secondo risorgimento continui ad essere nelle parole della nostra Carta Costituzionale. Nello stesso tempo continua a mantenere rapporti, per esempio col cognato, il giovane Umberto Voltolina, che gli scrive e gli chiede: cosa devo fare, come faccio per avere una fede politica, per imparare a capire in che cosa devo credere. E lui scrive al cognato: vedi Umberto mio, giovane fratello e amico, non si può insegnare a essere uomini di fede come non si può insegnare ad amare. O credi o non credi, o ami o non ami. E quando gli chiede il cognato: e il socialismo che cos'è? Lui risponde: io lo definisco così: il socialismo è un donare e un prendere reciproco, è la solidarietà umana realizzata sui principi della libertà e della giustizia sociale. La libertà è un'esigenza immanente dello spirito umano. La giustizia sociale impedisce al singolo di ignorare la collettività di cui fa parte e di pensare solo a se stesso. Gli uomini, per essere liberi, è necessario prima di tutto che siano liberati dall'incubo del bisogno. Questa è una diapositiva appunto di Pertini a Milano nel 1945. Questo è il libro Gli uomini per essere liberi, poi ci sarà una slide anche così per visualizzarlo. Ci sono tantissimi discorsi, ovviamente era impossibile, ecco, questa è una relazione sicuramente incompleta, però ce ne sono alcuni insomma che ho voluto ricordare. Per esempio uno che è stato in un certo senso criticato, ha dato adito a delle polemiche, è il discorso che lui pronuncerà il giorno della morte di Stalin, nel 1953, il 6 marzo. Ora, qualcuno si è chiesto: ma com'è possibile che Pertini, che è stato sempre un socialista, un amante della libertà, un difensore dei valori della democrazia, pronuncia un discorso ricordando Stalin? Ma Pertini in questo discorso dice: al di là dell'ideologia, ancora siamo nel 1953, quindi non è ancora avvenuto il processo di destalinizzazione, ancora diciamo non c'è il rapporto Khrushchev, che ci sarà nel 1956, però Stalin, dice Pertini, è comunque una figura importante del XX secolo. E lui spiega e dice: in fondo sono 4 i momenti fondamentali. Il primo, in Russia, l'edificazione, cioè la nascita, la possibilità che il quarto Stato da oggetto di storia diventi soggetto di storia, la rivoluzione bolscevica. Secondo momento, l'edificazione del socialismo in un solo paese. Terzo momento, la guerra contro il nazifascismo, Stalingrado, lui la chiama la Valmy della seconda guerra mondiale. Quarto momento, il tentativo di pace, anche se questa pace sarà una pace in cui si costruiranno muri sia reali sia simbolici. Per Pertini, al di là di ogni ideologia, Stalin è una figura importante del secolo XX. Pronuncerà un discorso sempre in commemorazione, per esempio, di tutti i deportati. Andrà anche a Flossenbürg a portare una corona di fiori al fratello. Pronuncerà un discorso costernato, addolorato, quando viene ucciso Robert Kennedy nel 1968. Saluterà il patriota greco Alexander Panagoulis, condannato a morte anche se poi la pena non verrà eseguita dal regime dei colonnelli in Grecia. Ricorderà Jan Palach, la
1969 si dà fuoco e lui dirà si è fatto doccia umana, ha rinunciato alla vita in nome della libertà. E quindi noi tutti, dice Pertini, dobbiamo prendere esempio da questo. Inneggia per la spedizione sulla Luna nel 1969 dirà come la scienza è riuscita ad aprire, a squarciare l'universo e il cosmo, così la forza nella fede, nella libertà e nella democrazia dovrà squarciare tutti i problemi che ancora la limitano. Poi c'è una bellissima commemorazione, io qui ho riportato la foto dell'incontro tra Pertini e la figlia di Salvador Allende. Quando Salvador Allende viene ucciso nel 1973 in Cile e dopo la sua morte si instaurerà la dittatura tremenda e direi così quasi indicibile di Pinochet. Lui dirà Salvador Allende è stato un uomo che ha difeso sempre i valori della democrazia, della libertà, è stato abbandonato nell'ultimo anche dai suoi amici più vicini, il Cile è diventato una dittatura, lo stadio un mattatoio, nel simbolo, ma Salvador Allende resterà sempre nel nostro pensiero e nella nostra mente, perché chi muore per una giusta causa vive sempre nel cuore di chi per questa causa si batte. Intanto dal 1968 al 1976 lui ha l'incarico di presidenza della Camera. Nel 1976 ha una grande sensibilità anche per il terremoto che appunto tocca questa regione, dirà bisogna agire, bisogna intervenire e lauderà anche al popolo friulano che subito si era dato da fare per ricostruire. Arriviamo alla Presidenza della Repubblica. 8 luglio 1978, 832 voti su 995, non era mai successo una votazione così alta, non era mai successo, è la prima volta. E Pertini viene eletto alla Presidenza della Repubblica in un momento molto particolare per la storia italiana, è un momento in cui il terrorismo dilaga, cerca di colpire il cuore dello Stato. Mi è venuto in mente il film di Marco Bellocchio, Colpire un cuore, è un momento in cui ci sono delitti di mafia, sempre di più, verrà chiamato anche il Presidente dei Funerali di Stato, e ahimè in 7 anni andrà a partecipare a tantissimi funerali. È un momento però anche difficile dal punto di vista internazionale, perché ci sono crisi economiche e c'è anche una crisi nella zona mediorientale. Pertini durante il suo settennato saprà dare vigore e fiducia agli italiani. Ecco, la sua figura veramente creerà nuovamente un legame tra il Presidente e la cittadinanza. La figura del Presidente della Repubblica era un po' oscurata, era un po' offuscata, poi c'era stato anche il problema di Giovanni Leone, quindi lui invece saprà ridare vigore, saprà ridare fiducia, diventa il Presidente più amato dagli italiani, diventa un cittadino tra gli altri, anche perché poi riuscirà dal protocollo nella sua personale esperienza, nella sua esistenza. E anche nel discorso di insediamento lui toccherà sempre i punti che aveva già trattato in altre occasioni, quindi l'importanza della pace e non della guerra. Famosa è la sua affermazione: si svuotino gli arsenali, sorgente di morte, si riempiano i granai, sorgente di vita. L'attenzione per il lavoro, per l'occupazione, lui dirà sempre non ci può essere libertà senza giustizia sociale, perché la giustizia sociale, se non c'è libertà non c'è giustizia sociale, se non c'è giustizia sociale non c'è libertà, a meno che, dice Pertini, non si tratti di libertà di morirì di fame. E avrà attenzione anche, spenderà parole anche per la scuola, per l'importanza dell'istruzione, per l'Europa, per l'importanza anche di una collaborazione fattiva, di un'Italia all'interno di un contesto internazionale. Ci saranno vari pareri che verranno pubblicati all'indomani della sua elezione, ne cito solo 2. Uno di Enrico Berlinguer: Pertini è stato un fiero, intransigente antifascista, valoroso combattente, dirigente della Resistenza e ha lottato sempre per la causa dei lavoratori e della loro emancipazione. Sale per la prima volta al Quirinale con lui un eminente esponente del movimento operaio che ha sempre lavorato per la sua unità. E anche lo storico Galante Carrone dirà: le ragioni del compiacimento vanno al di là della politica. Da oggi al Quirinale torna a sventolare, bella come non mai, la bandiera dell'antifascismo e della resistenza. Tra l'altro lui è il primo presidente che
mette in atto il bacio della bandiera. Lui bacerà sempre la bandiera italiana in ogni manifestazione a cui si recherà, ma anche quando andrà all'estero bacerà sempre la bandiera dello Stato in cui si reca, tanto da suscitare anche un po' la meraviglia del presidente Ronald Reagan, che ebbe poi a scrivere, è una persona molto simpatica, molto alla mano, molto quello e poi ha baciato anche la bandiera degli Stati Uniti. Mentre lui di Reagan aveva detto, insomma. Per chi incontra i giovani, incontra gli studenti, ci sono tantissimi giovani che ogni giorno vanno a trovarlo al Quirinale. Lui dice sempre: fatemi le domande, non vi preoccupate, fatemi domande anche impertinenti, io sono per chi. Qualcuno ha detto che peccava di infantilismo, era vecchio e si voleva sentire giovane. I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo. Dico a noi giovani questo: voi avete le vostre speranze, un animo puro, noi abbiamo la nostra esperienza e dovete credermi giovani se vi dico che questa nostra esperienza è tessuta di molti sacrifici e di molte rinunce. Abbiamo pagato anche per voi giovani perché foste veramente liberi. Bene, io vi dico, camminiamo insieme, voi con le vostre visioni, noi con la nostra esperienza. Cerchiamo di camminare insieme sul sentiero della vita e finché un alito di vita mi animerà, io sarò al vostro fianco per aiutarvi a rimuovere dal vostro cammino gli ostacoli che incontrerete, onde possiate percorrerlo con passo fermo e sicuro. Fate sempre la vostra scelta perché questa presupponga il principio di libertà, altrimenti dovrete respingerla per la vostra sapienza. Le dittature si presentano apparentemente più ordinate, nessun clamore si leva da esse, ma è l'ordine delle galere e il silenzio dei cimiteri. Vedete giovani, io ho la più perfetta delle dittature, preferirò sempre la più imperfetta delle democrazie. Fate quindi la vostra scelta e sia una scelta di libertà. A questo punto io avevo un video. No, Aspetto che torno. Un attimo, adesso mi torno. Perché purtroppo per il video deve uscire dalla presentazione. Queste sono state un po' saltate da un rammalato senza una certa ordine nel mio discorso, ma vi ho detto scoperto che il mio animo mi ha suggerito di dirvi: italiani, voi siete adesso a tavola, se fate un brindisi, fatelo anche per il vostro presidente che vi ama tanto, e cercate sempre di stare vicino ai vostri figli, ai vostri giovani che si affacciano adesso alla vita. Io ai giovani questi vi dico, ma martello su questo punto: questi figli sono l'avvenire del popolo italiano. Battetevi sempre per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale. La libertà senza giustizia sociale non è che una conquista fragile che vale, che si risolve per molti nella libertà di dire di fare. Bisogna che la libertà sia unita, la giustizia sociale sono un binomio inscindibile. Lottate quindi con fermezza, giovani che vi ascoltate, perché lottate in questo modo per il vostro domani e per il vostro avvenire. Ma siate sempre tolleranti. Sì, lottate con la passione con cui io ho lottato io e lotto ancora oggi, nonostante gli anni, per le vostre idee, per questi principi. Ma io vorrei che voi teneste presente un ammonimento di un pensatore francese, ammonimento che io ho sempre tenuto presente alla mia vita annuale. Dico al mio avversario: io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente. Ecco quello che io dico ai giovani, senza presunzione, quasi fossi un loro compagno di strada. Tanto mi sta a cuore la loro sorte. E io vi esorto a difendere, andare
del nostro paese. Dovete quindi preparare per assolvere degnamente questo nobilissimo compito. Ebbene, io finché vita sarete, starò al vostro fianco nelle vostre notti. Giovani che mi ascoltate, loderò sempre al vostro fianco per la pace nel mondo, per la libertà e per la giustizia sociale. Buon anno a tutti voi, miei connazionali italiani e italiane. Perdonate se ho turbato la vostra vigilia di Capodanno. Tornare alla presentazione. Scusate, quindi andiamo avanti. Ecco, questo era l'immagine del libro che raccoglie appunto molti dei suoi interventi. Oggi, per essere liberi è necessario prima di tutto che siano liberati dall'incubo del bisogno. Questa è la tomba di Eugenio Pertini a Flossenburg, che qui appunto ho visitato più volte. Pertini, grande amico di Giovanni Paolo II. Pertini non era un credente, ma ammirava Giovanni Paolo II, spesso hanno fatto anche delle passeggiate insieme, anche condiviso degli itinerari in montagna, e quando nel 1981 Pertini subì l'attentato, Giovanni Paolo II subì l'attentato, Pertini lo andò a trovare con grande partecipazione. Pertini era sempre presente, è stato anche accusato di presenzialismo, ma io mi chiedo, c'è un presidente che è sempre pronto, era ultra ottantenne, e andava sempre, qualsiasi circostanza, era sempre lì, circostanze liete e circostanze tristi. Per esempio quella di Verticino ovviamente è una circostanza triste, lui sta lì per tutto il tempo che questo Alfredino è nel pozzo sperando di poterlo salvare, in realtà il bambino muore, non viene salvato. Però c'è il momento di esultanza, tutti lo ricordiamo, le persone che abbiamo una certa età, 1982, mondiali di Spagna. Pertini esulta, stava quasi per cadere anche dagli spalti, esultando, no, per la vittoria ai mondiali, e poi in aereo, giocando a carte con Bearzotto, lo aveva anche quasi dicendo: Bearzotto, non sai giocare, hai barato, insomma. Pertini al Quirinale. Pertini è anche un presidente appunto dei funerali di Stato. Quindi prima va in Sicilia nel 1980, quando viene ucciso Piersanti Mattarella. Poi tornerà in Sicilia quando viene ucciso Carlo Alberto Dalla Chiesa con Emanuela Setticarrato, e farà un discorso molto importante. Dirà: la Sicilia non è la mafia, non sono mafiosi tutti i siciliani. La Sicilia è, perché una notte di Carlo Alberto Dalla Chiesa qualcuno ebbe a scrivere, no, nella casa di fronte: qui muore la speranza dei siciliani onesti. Pertini questo discorso disse: no, non è vero, non muore la speranza, perché i siciliani non sono tutti mafiosi, perché la Sicilia non è tutta mafia. La mafia è un bubone da estirpare, e con le forze dell'ordine e la buona volontà questo bubone si estirperà. E così questo discorso vale anche per la Campania, vale per la Puglia, vale per la Calabria. I suoi comportamenti sono quelli di un uomo normale. Spesso e volentieri rifiuta la scorta, va a Stella e si paga il biglietto del viaggio. Non abita al Quirinale, decide di non abitare al Quirinale, perché lui dice: io sono il primo impiegato dello Stato, la mattina vado a lavorare, la sera torno a casa, nella mia mansarda di piazza Fontana di Trevi, con mia moglie che mi aspetta. Ceniamo, abbiamo i nostri quadri, abbiamo i nostri libri. Forza la prassi istituzionale che prevede l'elezione e la presenza di 5 senatori a vita, cioè in realtà i senatori a vita devono essere 5,
Quindi se un presidente arriva che ce ne sono già 2, ne può nominare 3. Invece lui questa immagine restrittiva alla forza e ne proclama, ne elegge 5. Questi 5 sono Leo Valiani, Camilla Ravera, prima donna a essere eletta senatrice a vita, Norberto Bobbio, Carlo Bo e Edoardo De Filippo. Avrebbe voluto, come dice Franco Cazzola nel suo libro Perfino di tutti, avrebbe voluto veramente nominare anche Salvatore Pappalardo, l'arcivescovo di Palermo, che aveva veramente speso tante parole contro la mafia, e per la letteratura Alberto Moravia. Dice Franco Cazzola, insomma, un po' il diavolo dell'acqua santa, però questo colpo, diciamo così, non riesce. Anche quando muore Berlinguer, lui è molto vicino, si trovava a Padova in quel periodo, Berlinguer ha il malore, lui lo segue tutta la sua agonia e poi decide di portarlo a Roma con il suo aereo personale. Questo patto suscitò anche qui appunto delle critiche, tant'è vero che quando nel 1984 alle elezioni europee il Partito Comunista aveva preso una certa percentuale abbastanza alta di voti, Craxi e Martelli avevano detto, beh certo, insomma, il Partito Comunista ha preso voti perché Berlinguer è stato portato dall'aereo personale di Pertini. E lui rispose così, è testuale, bene, e allora voi due, Craxi e Martelli, andate a Verona, suicidatevi sotto la tomba di Giulietta, io vi prometto che vi porterò a Roma e vediamo se il Partito Socialista prenderà più voti. Jorge Luis Borges lo considerava un'ombra verticale, un uomo che non si piega mai. Ecco, questa è un'immagine di Edoardo De Filippo, Pertini ai funerali di Berlinguer, un'altra sua immagine. Un'immagine qui a Udine, il 5 ottobre del 1983, per il millenario della città. Nei suoi viaggi all'estero con Mitterrand, Pertini che offre le mimose alle donne, intravediamo il degli occhi. La sua amicizia con Juan Carlos, erano amici, lui si recava in Spagna, Juan Carlos andava spesso a Roma, ed è simpatico un aneddoto che ci fa vedere appunto la sua persona, ecco, la profondità ma anche la schiettezza. Un giorno mentre erano a Trastevere al ristorante, e in quel momento le elezioni in Spagna avevano dato successo alle forze democratiche, lui disse a Juan Carlos, mi complimento veramente perché sei riuscito a consolidare tra gli spagnoli la Repubblica. E chiaramente Juan Carlos insomma, capì la gaffe, perché indubbiamente non è che Pertini non sapesse distinguere tra la monarchia e la Repubblica come forma istituzionale, ma per lui dire Repubblica e democrazia era dire la stessa cosa. Quindi l'equivalenza dei due termini lo aveva portato a fare questa espressione. Queste sono delle immagini fumettistiche di Andrea Pazienza, Pertini, che lo ritrae in varie, diciamo, situazioni. Per esempio, o Stato non ti lascio in questo stato, uomini a me, oppure cari giovani difendete la libertà, costi quello che costi, no? Sempre con la pipa che a quanto pare però fumava anche poco perché spesso era spenta. Corattini quando muore farà una vignetta con la pipa spenta, purtroppo questa vignetta non sono riuscita a trovarla. Luis Borges, come dicevo prima, scrive questo pensiero su Pertini: non dimenticherò mai quel dialogo al Quirinale con Sandro Pertini, parlammo della pace. L'intima caratteristica di un'anima è qualcosa che sentiamo immediatamente con ciò che nessuno ignora sulla rettitudine e la visione di un uomo esemplare. Pertini definiva appunto, Borges definiva Pertini ombra verticale, un uomo sempre in piedi, sempre col coraggio delle sue azioni, che non cedeva assolutamente a nulla. Lui stesso aveva detto: per me la politica è fare una politica con le mani pulite. Se c'è disonestà, io dico sempre alla mia Carla che di fronte alla legge che noi ce ne andiamo. Ecco, questo è Pertini con Borges. Il 24 febbraio 1990 muore a seguito di una caduta. Per sua espressa volontà non ci saranno funerali di Stato, vedrà la salma solamente Cossiga, e poi la moglie Carla Bortolina avvolgerà le sue ceneri nella bandiera italiana e le porterà al cimitero familiare di Stella. Questi sono alcuni dei saluti
Craxi, un eroe dell'Italia democratica, il suo nome è scritto nella storia italiana e nella storia del Partito Socialista. Cossiga, che gli succederà, ci resta il ricordo di un uomo giusto, capo popolare e morale della nazione. Spadolini, Pertini fu un uomo che visse la politica con missione, la sua era una religione laica che aveva fede nella democrazia. Andreotti, Pertini univa ottimismo di fondo, un amore per la libertà e la giustizia. Andreotti, onestà e umanità. Vassalli, un socialista indomabile, un patriota eccezionale. E qui anche alcune indicazioni della rassegna stampa. Il Corriere, fu il Presidente della Repubblica che diede nuovo vigore alle istituzioni e rinnovò la fiducia del popolo italiano. Oppure la Repubblica, l'ultima lezione della sua esistenza, congedarsi in silenzio, senza fasti né celebrazioni. La Stampa voleva un'Italia più pulita, il giornale un carattere ribelle a ogni formalismo, ma un carattere inconfondibile. Questa è una targa che il Comune di Roma gli ha dedicato, e sembra che nel discorso al Parlamento europeo tenuto nel 1985 lui avesse quasi presagito. Infatti pronunciò questo: e scenda pure su di noi la notte che non conoscerà più albe. Vi andremo incontro con animo sereno, consapevoli di aver compiuto sino all'ultimo il nostro dovere di uomini liberi. Io ho saltato tantissimi aspetti. Per esempio, nel 1979, quando c'è il terremoto in Irpinia, lui si reca e poi torna e fa un programma di televisione e dice: ma dove sono i soccorsi? Ma è possibile che io sono arrivato lì, ho visto la gente che moriva, la gente che piangeva, che non aveva niente, ma i soccorsi dove sono? Le leggi che abbiamo approvato, che ci sono, dove sono? E questo discorso dà un po' fastidio, ma lui dice: cosa dovevo stare zitto, non dovevo parlare, c'era gente che moriva. Il miglior modo per pensare ai morti è fare sì che ci siano i vivi, insomma, cioè i vivi, i morti sono il retaggio, il testamento, e i vivi devono continuare a vivere. E allora adesso passiamo all'immaginario collettivo, perché Pertini è veramente il presidente del cittadino acclamato, quindi a lui sono state dedicate performance teatrali, reading e anche dei film. Per esempio un film, ci sarà un giorno, il giovane Pertini, per la regia di Franco Rossi, con un Pertini interpretato da un giovanissimo Maurizio Crosa, che riguarda il periodo dall'antifascismo fino all'arresto del 1929. Questo film però non viene programmato in TV perché Carla Bottolina si oppone. Ora, qualcuno dice che Carla Bottolina si opposta perché in questo film viene dato parecchio rilievo appunto alla figura di Matilde Ferrari, no? La fidanzata Magri. E quindi Carla Bottolina un po' per gelosia. In realtà forse è vera la seconda interpretazione, che Carla Bottolina pensava che suo marito non avrebbe gradito, ecco, una messa in scena. Il film poi, per la possibilità che la signora Bottolina diede successivamente, verrà programmato nel 2003 e oggi si può vedere su Rai Play. Poi l'anno scorso, 2018, da questo saggio di Giancarlo De Cataldo, che è uno scrittore ma è anche un giudice, Il combattente, come si diventa Pertini, è stato tratto un docufilm. Un docufilm molto interessante perché ci sono tutti gli elementi appunto che noi abbiamo detto. Ci sarebbe anche il trailer. Allora, esce? Ecco, sì, ecco qua. Sto finendo. Accidenti, che devo anche che è mancato da sangue. Un po' della storia italiana, in tutti gli italiani. Lei non ha mai accettato umiliazioni. Guarda, la storia di Pertini è stato un combattente intransigente contro il fascismo. Fu arrestato con altri 4 partigiani socialisti il 15 ottobre del 1949. Non vi può essere vera libertà se non vi è anche giustizia sociale.
può vedere però soltanto in canali a pagamento oppure insomma se qualcuno riesce. Questo è non si può dire. Quindi ecco, poi tutti conosciamo. Allora, cosa devo fare? Esce. Ah, sono ecco, tutti conosciamo la canzone di Toto Cutugno, non la sentiamo tutta, però sappiamo che la sua immagine è un partigiano come presidente. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. L'Italia gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Ecco, quindi anche qui un'altra modalità di descrizione, no? Il presidente che prevede di fuma la pipa, il presidente pensa solo agli operai sotto la pioggia. Allora, esce. Qua? Sì, sono un po', scusate. E poi c'è un'altra canzone molto bella. Allora sentiamo un attimo. Adesso una canzone recente che è uscita 2 anni fa, Raffaele Palazzi, si immagina una sorta di revival al passato in cui siamo tutti figli delle stelle, in cui torniamo un po' indietro nel tempo e chissà forse anche Pertini gioca a poker con lui. È un concerto.
Ecco, forse anche Pertini sarà un po' per conto di questo. Poi c'è un altro film che sarà presentato in Senato il 25 di questo mese, è stato presentato a Venezia per la regia di Giambattista Sanchi, che si intitola Il giovane Pertini combattente per la libertà e che prende in esame il periodo dal 1929 al 1943, con una specie di biopic romantico, perché inizia con la figura di Pertini presidente, interpretato da Raffaele Chisu, che si trova mentre le ordina le carte del suo tavolo, un diario, e così in flashback ritorna indietro al tempo della sua giovinezza e della sua detenzione. Pertini giovane sarà interpretato dall'attore Giovanni Greco e la madre da Dominic Sandra. Verrà programmato proprio il 25 in Senato e poi si spera nelle sale e quindi possibilmente anche per le scuole. Ci sarebbe. Ecco, questa è un'immagine che ho trovato nella rivista Let di giugno, in cui ecco, vediamo Pertini che ha la pipa a forma di garofano e viene riportata una frase che lui aveva detto a proposito dell'intolleranza: sono al fianco di chi soffre umiliazioni e oppressioni per il colore della sua pelle. Hitler e Mussolini avevano la pelle bianchissima ma la coscienza nera. Martin Luther King aveva la pelle color dell'ebano ma il suo agno brillava della limpida luce come i diamanti che gli oppressi estraggono dalle miniere del Sudafrica per la vanità e la ricchezza di una minoranza di pelle bianca. Questa era la copertina della rivista Let con il titolo Antifascismo impertinente, e questa a mio avviso è un'immagine bellissima. Pertini con dietro il filo spinato e le situazioni angoscianti oggi di intolleranza. Questa è la sua immagine notissima. E che cosa dire? Il Presidente che ha fatto parte del nostro vissuto, per quelli che abbiamo una certa età. Lui stesso, quando gli venne chiesto il bilancio della sua vita, lui disse: più volte ho fatto il bilancio della mia vita e tutte le volte sono arrivato a questa conclusione: se per un prodigio della sorte mi fosse ridato di cominciare da capo, prenderei la stessa strada che presi, ventenne, nella mia Savona, e la percorrerei con la fede, la volontà e l'animo di allora, pur sapendo di doverne pagare il prezzo, lo stesso prezzo che ho pagato. Così, giunto al termine della mia giornata, mi volgo a guardare la strada che ho percorso e mi sembra di aver speso bene la vita. Questo mi sembra un testamento che parla da sé. Concludo con le parole di un altro poeta e scrittore argentino, Osvaldo Soriano, e il fiore amaryllis di cui vi parlavo prima. Può essere difficile avere l'uso tanti scogli come quelli che si sono presentati nella vita di Sandro Pertini e arrivare alla fine della strada pulito come un fiore all'alba. Non è necessario essere italiani per essere orgogliosi di lui, basta appartenere al genere umano. Nel senso che era l'applauso per i contenuti che erano stati dati. E a questo punto io inviterei a fare interventi di consenso, di riflessione, eccetera, perché in occasione per ricordare non soltanto una persona ma anche una realtà, una storia e una vicenda che coinvolge sia chi ha vissuto sia chi è più giovane. Chi intende intervenire? Ce ne sono pochi aspetti. Allora, intanto grazie perché è stato veramente coinvolgente il suo intervento e illuminante per tanti aspetti. Le sue incursioni filosofiche andavano benissimo, quindi grazie anche di quelle.
Lei è un insegnante, immagino che lei proponga la storia, la figura di Pertini anche ai suoi studenti. Mi piacerebbe capire la loro reazione, cioè come reagiscono al racconto di una storia umana e politica come quella di Pertini. Grazie. Diciamo che il problema è un po' a monte, nel senso che è la storia che è difficile proporre ai ragazzi di oggi, no? Perché non tutti riescono a disgiungere, diciamo, la storia come fatti, come eventi e la storia come concetti, come pregnanza significativa. Io devo dire però insomma che anche in quest'ultimo periodo nelle mie classi cerco di portare degli esempi che al di là dei fatti dell'evento, quindi come in questo caso chiaramente quest'anno ancora nelle mie quinte non sono, abbiamo appena iniziato, quindi non sono arrivata a questo argomento, ne parlerò, tra l'altro è un argomento che poi rientra nella formulazione cittadinanza e Costituzione, educazione civica, insomma lo dobbiamo fare rientrare in una formulazione che in realtà è storia, è memoria, è vissuto, è attualità e i ragazzi si interessano, ovviamente è necessario utilizzare appunto vari strumenti, quindi le fonti, i film sono molto importanti per me, per una buona mediazione con la storia, le immagini, sì, i ragazzi reagiscono bene, si interessano al presente. Altri interventi oppure questa illustrazione è stata così esauriente da non richiedere di aggiungere altro? Prego. Anche da questo filmato questa relazione è uno dei tanti esempi, sembrerebbe poter dedurre che solo nei momenti di grave crisi l'essere umano produce pensieri elevati come quelli di Pertini. In momenti di abbondanza, di abbuffamento, tutto questo sembra quasi scomparire. Lei cosa? Diciamo che insomma un personaggio come Pertini oggi ci vorrebbe sicuramente, quantomeno per scuotere un po' le questioni. È vero che in momenti di crisi emerge la persona che propone valori, però penso che anche noi in momenti di crisi, se le persone credono e hanno una loro permessa ideologica, l'abbondanza è questa, cioè non so se ci sono periodi di abbondanza, ci sono periodi un po' più di calma, periodi, sicuramente il periodo in cui lui è stato Presidente della Repubblica è stato un periodo terribile per la storia italiana, però poi è cambiato, ma è cambiato il contenuto, diciamo, cioè si sono verificati altri problemi, altre situazioni, quindi in realtà non so se ci sono periodi di abbondanza in cui le persone di un certo spessore non ci sono, non scompaiono. Probabilmente nel periodo di crisi evidentemente si sente di più il bisogno e quindi se ci sono noi le vediamo meglio, però secondo me ci sono anche che apparentemente parlano. Io vorrei chiedere perché in realtà siamo così pochi giovani a sapere chi è Pertini o a volerci interessare, secondo lei? Questa è quella che noi dobbiamo fare al pubblico adulto in generale, una riflessione. E appunto è quello che cercheremo di colmare, perché appunto Pertini e con molti giovani non sanno neanche chi sia. Però diciamo noi, io come insegnante, e come donna, e come mamma, e come persona posso sicuramente dare quello che ritengo sia importante per la conoscenza, appunto, per la memoria fattiva. Però è vero che ci sono. E allora come si può fare anche, per esempio, un aspetto che secondo me è importante è la narrazione, cioè far capire anche ai giovani che la storia non è solo un insieme pedissequo, date, imperatori, padri, principi, battaglie, perché è chiaro che i giovani poi si stufano, però se ci sono degli eventi che vengono messi in rilievo in una certa maniera, e poi se la storia viene anche narrata, il romanzo della storia, i giovani si appassionano di più, noi cercheremo di colmare
verrebbe da dire, per rispondere alla domanda, che Pertini è sconosciuto ai giovani perché è una figura troppo grande e troppo ingombrante. Per chi? Per la dimensione politica che è caduta l'Italia. Per cui confrontarsi con una figura di tale grandezza dove si parla di nani e di giganti, nani e giganti, e quindi questo contesto di grandi tende ad oscurare figure appunto di una nobiltà e di una grandezza come quella di Sant'Antonio. Quindi questo dovrebbe farci riflettere, no? Quindi se non viene conosciuto è perché anche chi ha il potere non vuole che si parli. Grazie a grazie. Compresi anche i genitori. Ma anche per una cosa che poi non viene spesso sottolineata, no? Perché, ecco, riprendendo il ragionamento della morale unica, non c'è una morale diversa, non c'è differenza tra l'agire morale e l'agire politico, tema antichissimo della filosofia politica, e quindi questo monismo era rarissimo, e semmai c'era quella vecchia vicenda su cui anche parlava Bobbio, no? Del confronto tra Machiavelli ed Erasmo da Rotterdam, che erano pressoché coetanei, ma che mentre li vedevano divisi, nel senso che Machiavelli diceva certo una grande cosa, una buona cosa è che il principe comporti moralmente, ciò non di manco, diceva, ci sono dei principi che hanno fatto gran cose dimenticandosi di quello, cioè diceva c'è una parte della vita morale che è educativa, mentre invece però per grandi cose si può anche, per raggiungere grandi cose si può anche rinunciare alla dimensione morale. È argomento che poi è stato sviluppato in molti tempi. Questo certamente io credo per chi sia molto legato a Matteotti, che è la vicenda di far coincidere la politica con la morale in maniera assoluta, basti dire la sua opposizione alla guerra che lo porterà ad essere in campo, no, di isolamento campo-inglese. Ma questo per dire una cosa, ecco, e allora che cosa significa? Significa che questa posizione di Pertini la sostenne anche da Presidente della Repubblica, abbiamo appena detto la professoressa sulle vicende delle spine. Però una cosa sulla quale bisogna forse riflettere è che Pertini non ha mai avuto incarichi di governo. Ha avuto un incarico, cioè quindi ha svolto tutta l'attività di oppositore, poi durante la Repubblica è stato uomo di partito parlamentare, costituente e poi Presidente della Camera e Presidente della Repubblica. Ecco una cosa, questa è una vicenda importante, sarebbe stato importante vedere anche in questa attività di Pertini se avesse avuto una responsabilità di governo, dove le scelte sono a volte più complicate di quante possano essere soltanto la dimensione della cosa. Questo non vuole certamente. A me sarebbe piaciuto vedere come sarebbe comportato Pertini da ministro o da Presidente del Consiglio dei Ministri, no? Per dire invece, non che questo non lo fosse, era sempre vicino o così via, ma avrebbe dato un esempio ancora più forte di come questo tipo di monismo, no, morale, cioè una sola morale, potesse essere sviluppata dalle questioni di governo, perché quella sarebbe stata la definitiva proprio indicazione della strada maestra, no? Assumendo questo tipo di responsabilità. Se posso rispondere alla ragazza che è venuta prima, l'idea nostra di creare questa serie di incontri per far conoscere questi grandi personaggi della nostra Italia, di gente che ha dedicato la vita e sacrificato la vita per la nostra libertà, è appunto perché i giovani oggi non li conoscono. Non è facile affrontare questo tema e non è neppure facile affrontare la metodologia.
Ecco, questa sera hai usato un linguaggio che non può non conquistare i giovani, perché hai parlato al cuore, tra l'altro, oltre che aver dissertato anche di filosofia, ma hai parlato soprattutto al cuore, che forse è la cosa che tocca di più i giovani. Hanno bisogno anche di questo, hanno bisogno di empatia, hanno bisogno di essere coinvolti emotivamente, al di là appunto delle date, delle vicende. La storia secondo me va studiata anche con un senso di partecipazione. Abbiamo degli esempi stupendi. L'anno scorso abbiamo fatto conoscere, purtroppo non c'erano tutte queste persone, Gramsci, Ada Gobetti, relazioni stupende di persone, Calamandrei, Salvemini. Quando mi capita di parlare ai ragazzi faccio questi nomi, dico guardate che non è la formazione di una squadra di calcio, sono i nostri eroi, i nostri esempi, quelli che dobbiamo approfondire e quelli che dobbiamo studiare perché ci hanno dato la nostra libertà. Ecco, se raccogliendo forse in qualche modo un'indicazione che è nata dalla giovane che è intervenuto prima, ecco, si potrebbe pensare a questo, cioè se voi all'interno di questa figura o di altre figure che scegliete volete farci il regalo di essere relatori o relatrici, cioè il fatto che venissero raccontati dai ragazzi che si preparano, studiano e sono coloro che spiegano, perché noi altrimenti dobbiamo ricorrere a persone che certamente fanno a noi molto piacere, perché poi sono anche linguaggi che anche generazionalmente, normalmente, a parte lo sforzo della vostra professoressa di utilizzare, no, e modulare delle forme diverse, però sarebbe bene se con tutta la libertà, naturalmente poi delle vostre valutazioni, scelte anche critiche o diciamo così, non ortodosse, ecco, di illustrare persone che ritenete possano avere, presa dalla storia anche recente, dalla storia del Novecento, che possano avere un significato per i giovani, ma studiate e illustrate da giovani. Quindi se lo riterrete, sarete benvenuti e possiamo stabilire così una prosecuzione di questi passi che possa forse dare una qualche risposta alla domanda. Bene, mi pare di capire da cui infatti